Al via la campagna anti-influenzale, 23.000 le dosi di vaccino affidate ai medici di famiglia, sarà gratuito per le persone con più di 65 anni e per le fasce a rischio. Il piede della diga di Rapallo non è stato danneggiato dal mare, a dirlo i periti dopo la verifica tecnica. La direttrice Marina Scarpino: possiamo così iniziare a brevissimo la ricostruzione. Il Consiglio metropolitano ha dato parere favorevole al depuratore in Colmata a Chiavari, ora può partire la progettazione. Lavori di pulizia ai canali delle acque bianche a Chiavari, terminato il primo tratto di interventi in via Piacenza, a breve si passerà in Corso Lavagna. Operazione antidroga nel porto di Genova, trovati 270 kg di eroina nascosti in 3 container. Si tratta del più ingente sequestro di stupefacenti negli ultimi 20 anni. La Virtus Entella chiederà i danni alla FIGC per l'esclusione dalla Serie B, confermato il campionato di Lega Pro. Campi in Colmata, Franco Celeri, l'impianto chiavarese intitolato allo storico presidente dell'Entella. Ora si progetta il restauro del palazzetto e della piscina del Lido. La pioggia ininterrotta ha causato allagamenti a Rapallo, crollato un pino lungo la strada per San Michele di Pagana. Chiavari pronta a utilizzare 11,5 milioni di euro grazie allo sblocco del patto di stabilità. La pratica in consiglio sul fronte del piano urbanistico, le rassicurazioni del sindaco. Mareggiata le considerazioni del viceministro Rixi. Dopo la conta dei danni e il ripristino delle emergenze occorre avviare una riflessione su come ricostruire le opere danneggiate. Integrazione sociale e lavoro alla base dell'attività del gruppo Tassano. Presentato il bilancio sociale 2017, per ogni euro investito, si è visto, il territorio ne beneficia per 2,5 volte. La pace ha bisogno del metodo dell'incontro e del dialogo. Il giornalista Andrea Veduto ha testimoniato a Rapallo la difficile situazione del Medio Oriente e i germogli di speranza. Il Tigullio a 4 anni dall'alluvione che ha colpito Chiavari e il suo entroterra, dai danni alla ricostruzione, segnale di speranza per i territori oggi in ginocchio a causa della mareggiata. Un saluto a tutti, bentrovati all'appuntamento con il TG, guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tigullio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo dalla giornata di lunedì, quando ha preso il via la campagna di vaccinazione anti-influenzale per questo 2018. 23.000 le dosi affidate ai medici di famiglia, il vaccino gratuito per gli over 65 e per tutti gli appartenenti alle fasce a rischio. Vediamo. Io li faccio tutti gli anni e non sono mai ammalato, sono qui che sono una roccia, non vedo mica sta male, ho 80 anni ragazzi, 78, quindi mi ha come tenere doggio. Perché vaccinarsi? Beh, innanzitutto diciamo perché anche se diciamo non c'è la percezione che l'influenza sia una malattia che porti dei problemi di salute, effettivamente per le persone anziane e diciamo i soggetti che hanno delle patologie di rischio, quindi delle malattie importanti come i cardiopatici, i diabetici, i bronchitici cronici, chi soffre di asma bronchiale per esempio, una patologia, ma anche per esempio le donne in gravidanza che sono diciamo invitate tutte a vaccinarsi nei confronti dell'influenza. Come dicevo, per queste categorie contrarre l'influenza, avere l'influenza predispone alle complicanze che sono anche molto importanti. Si va dalla polmonite, che è la complicanza più importante, all'aggravamento della patologia che uno ha, della malattia che uno ha, e quindi diciamo molto spesso queste persone poi devono ricorrere al medico curante nella migliore delle ipotesi oppure ricoverarsi in ospedale. Il punto di riferimento rimane il medico di famiglia, ma anche gli ambulatori della ASL sono aperti su tutto il territorio. Certo, i medici di famiglia abbiamo dato più di 23.000 dosi di vaccino, quindi faranno il grosso delle vaccinazioni. Noi siamo aperti negli orari che potete trovare consultando il sito della ASL 4. Quest'anno un appello aggiuntivo a chi non è mai stato vaccinato anche contro le malattie da pneumococco a vaccinarsi. Il vaccino può essere co-somministrato, quindi somministrato nella stessa seduta vaccinale. Diciamo l'invito, anche questo per le persone anziane e per chi è affetto da malattie importanti, è quello di fare la coppiata vincente, quindi influenza e pneumococco. Tutti gli anni lei viene vaccinato? Sì, ogni anno lo faccio perché è meglio farlo, mi dicono i dottori che è meglio che farlo.
Gli anni scorsi comunque non si è ammalato? No, è andato tutto bene, io preferisco farlo tutti gli anni. Andiamo a Rapallo, dove continua la conta dei danni per la mareggiata. Ci sono stati anche altri eventi relativi alla pioggia, ne parleremo nel corso di questa edizione del TG Guardando la Settimana. Facciamo un focus adesso sul porto, perché si è fatto una verifica alla struttura, quello che rimane della struttura del porto, il piede della diga Aretto. Questo dicono i tecnici, potrà così partire al più presto la ricostruzione. Sentiamo. Il piede della diga di Rapallo ha retto, a dirlo i periti dopo l'ultima verifica sulla mantellata naturale del Carlo Riva, massi posizionati negli anni 70 e ancora in buone condizioni. Per il porto una notizia decisiva. Riteniamo di poter immediatamente, a breve, proprio anche probabilmente nelle prossime settimane, iniziare a fare arrivare i massi per ripristinare la sicurezza del porto. E questo cosa ci consentirà? Ci consentirà di poter mantenere tutti gli ormeggi del Molo Langano attivi, il centro commerciale attivo, ma soprattutto di consentire agli operatori economici della città, al porto pubblico, di andare avanti anche nella prossima stagione estiva. Prime operazioni che permetteranno di mettere a disposizione 50-60 ormeggi, un porto ridotto ma che potrà tornare ad accogliere le barche. Nel frattempo si lavora al progetto della futura diga, che dovrà tener conto di eventi meteorologici straordinari. La famiglia Riva è pronta dal primo giorno alla ricostruzione e a fare tutto quanto necessario, perché è un dovere che ha nei confronti, e se l'è sentita fin dal primo giorno, nei confronti di tutti i clienti, soprattutto di tutti coloro che lavorano a Rapallo. Il Codacons ha presentato un esposto sulla realizzazione della diga. Secondo testimoni non era in cemento armato e dunque insufficiente a proteggere le imbarcazioni. Marina Scarpino si dice serena, spiega che già in queste ore le assicurazioni si sono dette pronte a dare i primi fondi per iniziare i lavori. Se qualcuno ritiene di andare avanti in un'azione per cercare di far passare un certo tipo di notizia, che lo faccia. Poi ovviamente la verità viene sempre fuori e di conseguenza io sono assolutamente serena, come la famiglia Riva è assolutamente serena. Andiamo adesso a Chiavari, il depuratore si farà in colmata, questo almeno quello che ha detto il Consiglio metropolitano che ha dato il via libera alla modifica proposta dal Comune. E sempre per quanto riguarda il Comune facciamo un bilancio sugli interventi di pulizia delle canalizzazioni sotterranee e conclusa la parte di via Piacenza si passerà adesso in corso Lavagna. Vediamo i servizi. Adesso che cosa succede? Si parte con la progettazione? Adesso si parte con la progettazione, noi abbiamo concordato delle opere pubbliche interessanti, si parla di oltre 20 milioni di euro di opere pubbliche, avremo la difesa mare di tutta l'area di Colmata, che è ancora più importante in questa fase visti i recenti accadimenti. Il porto di Chiavari, che ha avuto un investimento di 22 milioni di euro, è un porto che ha tenuto bene alla recente mareggiata. L'area di Colmata in questo momento è fortemente esposta e per poter utilizzare tutto il fronte della passeggiata con una pista ciclabile e una passeggiata di 600 metri bisogna fare queste difese, dove verranno nuovi locali come bar e ristoranti. Verrà realizzata una nuova copertura dei parcheggi che rimarranno completamente gratuiti e coperti, per cui recupereremo 9.000 metri quadrati di superficie sul mare nell'area di Colmata. Otterremo anche un parco verde urbano a disposizione di tutti i chiavaresi, per cui nessuna nuova abitazione, nessun nuovo cemento, ma una Colmata completamente a disposizione di tutta la cittadinanza in maniera libera. Bisogna fare in fretta, naturalmente. Ora i tempi come sono per la progettazione? I Reti ha già chiesto formalmente l'accesso all'area che concederemo anche per fare i carottaggi in mare e sondare tutto il fondale. Perché il progetto del Lido non andava bene? Innanzitutto creare un tunnel vicino alla ferrovia creava dei grossi problemi sia alla viabilità in via Tito Groppo sia alla stabilità delle ferrovie dello Stato. Addirittura la realizzazione di una pista ciclabile, che le vie dell'acqua che realizzeremo, la sovrintendenza mi ha obbligato a non farla passare attaccata al Lido, ma addirittura attaccata alla ferrovia, una pista ciclabile. Figuriamoci un impianto di depurazione per 140.000 abitanti. La vicinanza al fiume e al mare avrebbe creato grossi disagi di sicurezza.
Nella zona tra Via Entella e Via Piacenza avete fatto dei lavori nel sottosuolo, che cosa avete trovato? Qui abbiamo trovato parecchio deposito di materiale che arrivava da monte, perché arriva un rio e che passa sotto le case e attraversa la strada, e qui in settimana scorsa è stato tolto 7 metri cubi di materiale che si era stratificato nell'arco degli anni col camion a risucchio, in modo da poter liberare totalmente il passaggio sottostrada. Questo dovrebbe evitare perlomeno dei grossi allagamenti in caso di evento meteorologico eccezionale. È sempre una zona molto critica qua perché è bassa, però dividendo bene i due canali e innestandoli poi in Corso Lavagna sicuramente la situazione deve migliorare parecchio. Per migliorare appunto il sistema di ricevimento dell'acqua, adesso vi spostate sull'altro lato, ci può spiegare questo intervento? Siamo arrivati oltre la metà della strada, quindi cercheremo di bypassare riaprendo nuovamente poi la strada sulle due corsie e lavorare dal lato verso Corso Lavagna per immetterci sul canale di Corso Lavagna da un lato e sul canale dei Frati, che è l'altro canale che consente lo scarico delle acque, quindi dando un doppio sfogo dovremmo alleggerire questa zona qua. Provvedimenti al traffico? Confidiamo che per questa settimana rimanga il doppio senso come in questo momento che vedete. Dalla prossima settimana avremo un'interruzione probabilmente a salire e poi dovremo nuovamente riaprire il doppio senso e poi successivamente la chiusura di Corso Lavagna nel tratto iniziale probabilmente per un periodo lungo. Come città metropolitana avete fatto delle richieste anche per quanto riguarda la fognatura? Come? Sì, seguiamo questi lavori sempre anche come città metropolitana per arrivare a eliminare quelle commistioni tra acque bianche e acque nere che sono pericolose per l'inquinamento del mare, nel senso che al di là del discorso dei depuratori molto spesso abbiamo condotte di acqua nera che sversano nelle acque bianche, quindi tutto questo tratto qui abbiamo sostituito anche la condotta fognaria, questa è di competenza atto, quindi chiedo io spesso degli interventi di rifacimento di condotte che migliorano entrambi i servizi. La cronaca nella giornata di giovedì con la maxi operazione di sequestro di eroina nel porto di Genova, 270 kg nascosti all'interno di 3 container. Si tratta del più ingente sequestro di stupefacente di eroina negli ultimi 20 anni. Parleremo di questo ma anche di sport con la Virtus Entella che ha visto confermato il campionato di Lega Pro. Iniziano le partite di recupero, la società comunque chiederà i danni alla FIGC per questi 2 mesi trascorsi in attesa di una sentenza che alla fine non è stata rispettata. E poi, sempre in tema di sport, sono stati inaugurati i lavori di rifacimento del manto in sintetico del campo in Colmata a Mare. Vediamo i servizi. Si tratta del più ingente sequestro di eroina degli ultimi 20 anni. 270 kg nascosti all'interno di 3 container stipati a bordo della nave cargo Artabaz proveniente dall'Iran e sequestrati in porto a Genova. Li ha scoperti la polizia coadiuvata dal personale dell'Agenzia delle Dogane al termine di una lunga indagine che si è sviluppata sotto il coordinamento del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia e di Eurojust e ha visto il coinvolgimento delle forze dell'ordine e le autorità giudiziarie di Svizzera, Francia, Belgio e Olanda, paese quest'ultimo dove l'operazione si è conclusa con l'arresto di 2 persone di nazionalità turca. Per la prima volta è stata usata la tecnica della consegna controllata con l'ordine investigativo europeo. Si toglie quasi tutto il carico di stupefacente dal tir e se ne lascia una parte che viene poi seguita dagli investigatori fino alla destinazione. Così è stato fatto. Il cargo era partito dal porto iraniano di Bandar Abbas alla volta della Turchia e dell'Europa, toccando i porti di Amburgo, Valencia e Genova. Qui sono sbarcati 31 container. 3 di questi contenevano bentonite, un minerale argilloso in polvere. Gli approfondimenti investigativi sulla documentazione di trasporto facevano emergere forti dubbi sul reale destinatario della merce, che figurava essere una ditta con sede in Repubblica Ceca. Si è deciso così di averci chiaro. Nel corso della perquisizione si è visto come i sacchi di bentonite in realtà ne nascondevano altri al loro interno con il materiale stupefacente. L'operazione però non è finita qui. Constatata la presenza della droga, si è chiesta l'autorizzazione a seguire la spedizione del carico, richiedendo l'ordine di indagine europeo. Il materiale è stato quindi caricato su un tir che è stato pedinato discretamente dalla Polizia di Stato, transitando per le frontiere di Svizzera, Francia, Belgio e Olanda. Dopo un viaggio di 3 giorni, lo scorso 2 novembre, il mezzo è giunto in Olanda, località Roosendaal, dove è stato fatto entrare in un magazzino. Qui la polizia olandese, congiuntamente con quella italiana, ha fatto irruzione all'interno del deposito, arrestando i soggetti presenti, 2 cittadini turchi appartenenti ad un sodalizio criminale con proiezioni medio orientali. Le indagini ora stanno cercando di ricostruire l'intera filiera che gestisce i traffici di droga che vedono al porto di Genova confermarsi ancora una volta quale importante crocevia per l'introduzione dei carichi di stupefacente, destinato anche al resto d'Europa.
abbiamo avuto la conferma che la sentenza del collegio di garanzia rimane intonsa e solamente non applicata. Il problema è che arrivati a novembre il giudice del TAR ha decretato che è troppo tardi per togliere la stabilità al campionato di Serie B che è già iniziato e riammetterci in quel campionato. C'era stata una sentenza del Consiglio di Stato di 2 settimane fa che si era già espresso in quella direzione e anche il giudice del TAR non se l'è sentita di andare, di esprimere un'opinione diversa da quella del Consiglio di Stato. L'Entella andrà ancora avanti nella carriera giudiziaria o inizia oggi il campionato di Serie C per questa stagione? Beh, dal punto di vista della categoria è una storia chiusa. Per quanto riguarda invece il capitolo risarcitorio, ovviamente andremo avanti fino alla fine perché abbiamo una sentenza del collegio di garanzia inapplicata e il fatto che non siamo stati riammessi in Serie B è dovuto al fatto che la FIGC si è rifiutata di ottemperare nei tempi, nei modi giusti a quella sentenza. Cosa cambia per l'Entella adesso giocare nella Lega Pro? Noi eravamo mentalizzati 2 mesi fa ad affrontare questa categoria e ci eravamo fatti una ragione del fatto che al primo e secondo grado ci era stato dato torto sulla querela Cesena. Poi è arrivata quella sentenza a settembre che ha riaperto i giochi, ha sospeso il campionato e quindi ora dobbiamo solamente rimettere la testa su una situazione a cui eravamo già preparati, che avevamo già affrontato e la squadra ha dimostrato anche nelle 2 gare che ha giocato fino adesso di essere pronta ad affrontare le difficoltà del campionato di Serie C. Si comincia a scalare la classifica questa sera con il primo dei tanti recuperi che aspettano adesso il campionato. Sì, i recuperi sono fondamentali sotto il profilo psicologico perché le altre non giocano, quindi se tu fai risultato incominci a scalare la classifica. Sarà un percorso lungo che si completerà solo a aprile. Necessario adesso che anche il pubblico sostenga la squadra. Sì, devo dire la verità che ci aspettiamo un grande sostegno, deve essere una rivalsa per i giocatori, per la società, ma anche per Chiavari, per come siamo stati trattati quest'estate dalle istituzioni e credo che la vittoria più bella sarebbe rientrare in Serie B già da questa stagione con una vittoria del campionato. A capire, ad apprezzare quanto è bello il gioco, il condividere le cose più autentiche e vere. Lo chiediamo a te che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Franco Celeri è stato un papà, un nonno, un imprenditore appassionato di calcio ma soprattutto attento alle esigenze dei giovani. Lo storico presidente dell'Entella tra il 1977 e il 1979 aveva intuito per primo l'esigenza di spazi in cui i ragazzi potessero giocare realizzando i campi in colmata e donandoli al comune, quei campi che oggi portano il suo nome. Sono molto contento di questa serata, ringrazio il sindaco di Capo e tutti i suoi collaboratori che hanno permesso di dedicare il campo sportivo intitolato al nome di mio papà, di nostro papà. È un'emozione enorme che non finirò mai di ringraziarlo. Era amante del gioco, del calcio e oltretutto lui aveva anche questo signore qua che giocava molto bene a calcio e ce l'ha fissata tutti quanti in famiglia. L'impianto è stato inaugurato ufficialmente ospitando una sfida tra una rappresentativa di amministratori comunali e la squadra femminile dell'associazione Rupinaro Sport, accompagnati in campo dai bambini del settore giovanile dell'Entella Academy e del Rupinaro Sport. La struttura è stata sottoposta ad un restyling complessivo che verrà completato nelle prossime settimane. Con i ribassi d'asta dovranno essere ancora effettuati alcuni lavori, ad esempio le luci a LED verranno rifatte completamente che consentiranno un risparmio di corrente di circa il 70% e inoltre con il ribasso e le sanzioni applicate alla ditta che ha fatto i lavori che ha avuto un certo ritardo avremo incomodato al gestore un trattore che serve per pettinare il manto erboso in erba sintetica. L'opera si colloca in un piano complessivo di recupero delle strutture sportive della città che comprende anche le palestrine di Via Gastaldi, il palazzetto dello sport di San Pier di Canne e la piscina del Lido. Finanzieremo anche nel 2019 il palazzetto dello sport di San Pier di Canne. Il primo lotto prevede 570.000 euro, verrà emesso un impianto fotovoltaico e verrà tolto tutto il tetto in Eternit. Partirà la gara pubblica per riqualificare definitivamente la piscina storica del Lido, piscina olimpionica.
Dopo la mareggiata ancora danni nel Tigullio occidentali causati questa volta dalla pioggia, allagamenti in centro a Rapallo, è caduto un albero a San Michele di Pagana, anche Portofino ha subito danni per la sua piazzetta. Faremo il punto nei prossimi servizi. Intanto Chiavari è pronta a utilizzare 11,5 milioni di euro derivanti dallo sblocco del patto di stabilità per diverse opere pubbliche. Facciamo il punto. Allagamenti diffusi in via Mameli nella notte a Rapallo. La pioggia ininterrotta non ha risparmiato il centro storico cittadino. Abbiamo dei negozianti che sono andati a bagno completi, questo perché non sono pulite assolutamente, i 7 scarichi a mare che abbiamo sono ostruiti di tutto il materiale di questa mareggiata, perché non abbiamo avuto neanche il tempo della ripresa per poter intervenire su queste problematiche. Quindi la lotta è contro il tempo e naturalmente anche economica, perché i danni sono tanti. Ripulire completamente la nostra città ci vorranno solamente 800.000 euro per quanto riguarda la pulizia dei torrenti e delle linee che trasportano le acque bianche, naturalmente, che certe volte purtroppo confluiscono anche nelle acque nere, quindi tantissime problematiche che sono al sottosuolo. A causare un ulteriore motivo di preoccupazione è il crollo di un pino a San Michele di Pagana, a pochi metri dal punto dove in occasione della mareggiata è crollata anche la passeggiata a mare. In corso le valutazioni da parte dei tecnici, perché ora si teme per la stabilità della strada. Stiamo facendo fare delle valutazioni tecniche dai nostri funzionari del comune e in serata naturalmente daremo una risposta precisa. Secondo una prima ricognizione sembra che sia ancora la situazione sotto controllo, però è giusto monitorare fino in fondo. Altro punto caldo, oggetto di una riunione tecnica in comune, è quello della difesa della zona mare della città in caso di nuovi fenomeni meteo. Il lavoro che sta facendo il Porto Calorivo è un lavoro molto importante, continuo. Non hanno smesso, penso, una giornata, nonostante il tempo non ci abbia aiutato, ed è già ripartita la fase di messa in sicurezza. Mi risulta che la settimana prossima arriveranno dei primi massi, dei primi scogli che serviranno per fare una protezione provvisoria per quello che è la nostra città. E avremo un consiglio comunale richiesto, un consiglio straordinario richiesto dalla minoranza, dove verranno affrontato punto per punto tutte le richieste dei cittadini. Ciò non toglie che l'aspetto primario è quello del lavoro e naturalmente l'ambiente, dove noi ci stiamo occupando tantissimo in questo momento per dare delle risposte concrete. No all'edilizia residenziale incolmata e no all'edilizia residenziale nell'area del Torriglia. Questo è quello che avevamo promesso e questo è quello che manterremo. Rassicurazioni e puntualizzazioni da parte del sindaco di Capua sul futuro urbanistico della città di Chiavari. Ai primi giorni di dicembre, infatti, andrà in scadenza l'attuale PUC, elaborato e approvato dall'amministrazione Levaggi e modificato in alcune parti dall'attuale. Il nuovo documento sarà portato in consiglio, assicura il sindaco, entro dicembre. Nel frattempo, però, tornerà in vigore il precedente documento urbanistico. Il piano regolatore è approvato dall'allora sindaco Agostino. Passaggio questo che ha suscitato alcune perplessità, a cui replica il sindaco. Tutte le preoccupazioni di una cementificazione sono prive di fondamento. Tutte le variazioni sono state approvate dalla maggioranza e concordate con gli uffici regionali. L'architetto Galdi, che ha provveduto alla stesura, ha anche portato tutte le nuove modifiche previste dalla normativa in tema di edilizia urbanistica, che ha fatto cambiare diverse terminologie, ed è un lavoro che è stato completato. Nel frattempo, questa sera il Consiglio Comunale è chiamato a votare, tra i vari punti all'ordine del giorno, una variazione al piano annuale e triennale delle opere pubbliche. Gli uffici sono riusciti a sbloccare risorse per oltre 11 milioni e mezzo di euro. Per essere utilizzati e non riportati nell'avanzo di amministrazione entro fine anno dovranno essere bandite le gare. Gli interventi previsti sono diversi, si va dal 1,4 milioni per l'adeguamento antisismico delle scuole Mazzini fino al restauro dell'edificio di Ponente attiguo a Palazzo Rocca, per i quali sono a disposizione 514.000 euro. Somme che si aggirano intorno a 500.000 euro saranno utilizzate per Piazzale del Buono, il centro polisportivo di via Gastaldi, per allestire gli uffici comunali di via privata Nostra Signora dell'Orto e per l'adeguamento del palazzetto dello sport di San Pier di Canne, che sarà dotato di impianto fotovoltaico a tetto. È importante anche ricordare un incremento dell'illuminazione pubblica LED per 800.000 euro, che riguarderà una determinata zona della città, Corso Buenos Aires, Corso Italia e vie limitrofe.
Parliamo ancora dei temi della mareggiata con il vice ministro alle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi. Nel Tigullio è sempre in questi giorni per visitare le diverse località colpite dalla mareggiata. Da parte sua una riflessione su come dovrà essere fatta la ricostruzione. Andremo poi a vedere il bilancio sociale 2017 del gruppo Tassano. La realtà l'ha presentato a Sestri Levante e parleremo dell'incontro che c'è stato a Rapallo con i giovani e la situazione del Medio Oriente con il giornalista di Avvenire Andrea Avveduto. Vediamo i servizi. Come vede queste nostre terre? Sicuramente terre assolutamente martoriate, devo dire purtroppo in Liguria ormai è da anni che siamo abituati nel mese di novembre ad avere vivere dei momenti di forte difficoltà. Questa volta soprattutto la parte marina della regione è stata flagellata da una mareggiata con una potenza inaudita. Si pensava che una mareggiata del genere nel Mediterraneo non si potesse verificare, per cui stiamo verificando tutti i danni, ma anche capendo se le opere a mare, così come sono state realizzate tanto tempo fa, con i cambiamenti climatici siano più idonee a garantire la sicurezza degli abitati e degli arenili, e quindi ci sarà poi anche probabilmente da rivedere una serie di norme e quindi ora siamo nella fase della quantificazione dei danni, degli stanziamenti, ma poi dovrà esserci anche la fase di capire cosa ricostruire e soprattutto cercare di farlo in maniera rapida, perché sappiamo che le mareggiate poi arrivano soprattutto i primi mesi dell'anno. Il sostegno sarà da una parte, dovrà arrivare dalla centrale, e dall'altra parte mettere in condizione anche i comuni di poter intervenire. Ma sicuramente si sta anche valutando il discorso dell'IMU da tenere sul territorio. Devo dire che i comuni liguri hanno risposto tutti splendidamente, anche la parte più martoriata del Tigullio, Portofino, Santa Margherita e Rapallo, devo dire si sono già iniziate a togliere ad esempio le imbarcazioni, a fare recuperi importanti, a riattivare il gas a Portofino. Si sta muovendo tutti nella direzione giusta e credo che nei momenti di emergenza venga fuori il meglio di noi. Bisognerebbe ricordarselo anche poi nella quotidianità, perché magari avendo norme un po' più attente su alcune cose probabilmente si potrebbero anche prevenire alcuni fenomeni. Per ogni euro investito nell'attività del gruppo, il territorio ne beneficia per quasi 2,5 volte. È la parabola dei talenti applicata al mondo del lavoro e del sociale, quella che ogni giorno il gruppo Tassano mette in pratica per il Tigullio e non solo. Occupazione, integrazione e solidarietà generati dalle diverse cooperative che compongono questa realtà sono state raccontate nel corso della presentazione del bilancio sociale, documento che per il secondo anno il Tassano ha scritto e presentato ai soci e non solo al convento dell'Annunziata di Sestri Levante. Quando si va a includere le persone, soprattutto in un contesto di lavoro e di integrazione nella comunità, si crea valore per tutti, perché si creano persone che creano sviluppo e positività per il mondo e per la società in cui vivono, e non sono persone che diventano un elemento di freno anche per loro stesse, diventano integrate davvero. E quindi il lavoro del gruppo Tassano da questo punto di vista io credo sia davvero straordinario, va sostenuto a tutti i livelli e credo che possa davvero essere un esempio anche per sviluppare ulteriori esperienze di questo tipo in Italia e in Europa. Il tema al centro della presentazione del bilancio sociale di quest'anno è stato l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Per un lavoratore essere inserito in una dimensione come questa non significa unicamente ricevere un reddito, avere uno stipendio a fine mese. Significa crearsi una comunità, intessere delle relazioni, avere e creare nuove amicizie con i propri colleghi e con i propri responsabili. E significa soprattutto ottenere stabilità. Per il gruppo Tassano e i suoi soci, la presentazione del bilancio sociale è sempre un momento importante di confronto e di valutazione del lavoro svolto, ma soprattutto di rilancio dello spirito che sta alla base delle azioni da mettere in campo. Per me questa sera è stata davvero una serata che mi ridà motivazione e forza per andare avanti in questo progetto ambizioso di un'economia civile che sia espressione di un territorio e per il benessere delle persone. A me è sembrato della giornata di oggi che è intervenuto un ospite di una struttura psichiatrica ed è intervenuto un professore universitario. Mi sembra che abbiano dato un pari contributo, veramente.
È la drammatica situazione che stanno vivendo molte regioni del Medio Oriente a fare da sfondo all'incontro organizzato dal Centro Culturale Newman a Rapallo. A portare la testimonianza di quella che Papa Francesco ha definito una terza guerra mondiale combattuta a pezzi è stato il giornalista esperto di questa regione Andrea Veduto. I continui focolai di violenza che si sviluppano in questa terra trovano un vento contrario nei piccoli ma significativi segni di speranza che stanno germogliando. Dentro questa situazione sicuramente drammatica stanno nascendo e stanno sviluppando dei semi di speranza che sono nati dall'incontro, che è un po' quello che abbiamo voluto testimoniare questa sera attraverso questo incontro e attraverso la mostra che abbiamo portato l'anno scorso al meeting di Rimini, una mostra che punta sull'incontro come unica alternativa per costruire una società nuova, un tessuto sociale nuovo, una persona nuova. L'evento, che ha preso spunto dalla mostra Nuove Generazioni allestita al meeting di Rimini 2017, è stata l'occasione per lanciare un'iniziativa analoga che sarà portata a compimento nel prossimo anno. L'obiettivo è promuovere la cultura dell'incontro come deterrente alle guerre e alle violenze, prendendo a spunto un incontro avvenuto 800 anni fa tra San Francesco e il sultano. Il poverello di Assisi e il nipote del Saladino che, mentre cristiani e musulmani si combattevano senza esclusione di colpi, si incontrano ad Amietta in Egitto. E da lì nasce qualcosa di straordinario, l'inizio della custodia dei luoghi santi. Ad Amietta in Egitto il cuore di due persone si incontra e da lì quello segna un cambio di metodo, un punto di non ritorno nella storia, ed è per questo, a quasi 800 anni di distanza, nel 2019 saranno 800 anni da quell'incontro, e stiamo pensando a un'altra grande mostra proprio per marcare questo nuovo metodo, il metodo dell'incontro, il metodo del dialogo, l'unica cosa che ci può permettere di andare ad abbracciare i nostri fratelli, chiunque che sia diverso da noi per razza, cultura, religione, e assieme fare un pezzo di cammino. Siamo così arrivati al termine di questa edizione del TG Guardando la Settimana. Vi lasciamo il nostro approfondimento che sarà in musica e immagini. Infatti sono passati 4 anni dall'alluvione che ha interessato Chiavari e il suo entroterra la notte del 10 di novembre del 2014. Da allora il territorio ha saputo reagire e ricostruire, un segno di speranza sicuramente per quei territori che oggi sono alle prese con i danni del maltempo. Vi lasciamo dunque a queste immagini. Il TG Guardando la Settimana si conclude al termine e l'appuntamento torna fra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.